Torino è il momento d'oro del Palermo Futsal Club, vince anche oggi con il risultato di 4-6 in trasferta contro un ottimo Oratorio San Vincenzo. Siamo qui con il portierone Peppe Calì, ti facciamo subito una domanda: che partita è stata? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, è stata una partita tosta, dico sempre ai miei compagni che lo saranno tutte, perché chi viene a giocare contro di noi e ci vede lì in alto dà il 150%, danno sempre tutti i nostri avversari. Fortunatamente quest'anno abbiamo un organico molto forte in tutti i ruoli, in tutte le scelte, il mister chi fa entrare non fa perdere qualità alla squadra e quindi riusciamo, almeno finora siamo riusciti, sempre a spuntarla. Adesso partiamo invece dal primo tempo, perché nei primissimi minuti 2-0 subito. Quanto è stato importante dal punto di vista psicologico, ma anche per stare dentro la partita? No, è stato ovviamente importante perché già metti la partita in discesa sui binari giusti, ma ovviamente una squadra come la nostra è composta da gente di esperienza, non fa tanto la differenza, riusciamo sempre comunque a metterla sul binario giusto. Loro sono stati veramente bravi a rimanere in gioco, perché invece una squadra potrebbe, dopo aver preso 2 gol a freddo, potrebbe crollare e lasciarci tanto campo, invece sono subito entrati in partita e ci hanno messo in difficoltà. Un grande secondo tempo per l'Oratorio San Vincenzo. Cosa non ha funzionato invece per il Palermo Futsal Club nei secondi 30 minuti? Ma più che qualcosa non ha funzionato, più che trovare demeriti nei miei compagni, trovo tanti meriti negli avversari, che sono entrati con un altro piglio, sono entrati più cattivi, più arroganti sulla palla, nell'eccezione positiva del termine, e ci hanno messo sotto, ci sono stati 2-3 minuti di calo nostro, questo sì, poi però abbiamo risposto alla grande, nei minuti finali abbiamo saputo gestire e allungare il risultato. Al minuto 57 fatto forse la parata più importante, ne fatte sicuramente di più belle durante la partita, però il tiro libero parato a 3 minuti alla fine sul risultato di 4-6, quanto è stato determinante e quanto ti ha caricato? Sicuramente il secondo tiro libero parato di oggi mi ha un attimino rialzato il morale, mi ha dato motivazione, credo anche ai miei compagni. È sempre importante parare un calcio piazzato agli avversari, soprattutto un tiro libero che volendo è quasi un rigore. Sicuramente è stata la svolta che ci ha permesso di rientrare nel match e rimetterlo nei binari giusti. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro lo Sparta Palermo. Che gara ti aspetti se conosci gli avversari? Mi aspetto una gara tosta, tostissima, come lo saranno tutte da qui a fine anno, perché mi ripeto, chi viene a giocare contro di noi dà il 200%.